rappresentare un animale che campa qui nei nostri fiumi, qual è chi conosce un nome di questo animale? È scritto, eh? La truite. La truite. Come si dice la truite in corso? Come si può dire? C'è due maniere di umano. Allora, si può dire La pesce. a pesce o a truite. No? Allora, la parola più comune è a pesce. A pesce. Pourquoi on dit à pêche, à votre avis? Perché si dice a pesce? Poisson. Ouais. Et puis, il y a une raison historique. Perché in di fiumi di Corsica, di esempio, c'era due pesci, a pesce, a truita, e l'altro, quale è l'altro? Si assomiglia a una zappa. Il y a un pêche, mais ça s'assomiglia a una zarpe. Il ressemble à un serpent, mais c'est bien un poisson qui a des branchies qui vit dans l'eau. Qual è chi conosce il nome? L'altro pesce? No? La murène. La murène, non, La murène, la murène è un pesce marino, campa in mare. L'altro pesce di fiume. Yeah? Non mi conosce? Ah, tu vois, l'anguilla, très bien. Ok. Allora, a gente pescano a pesce, a truita, l'anguilla a penuccia, ma il pesce più pescato dirà truita a pesce. Comunque non c'era che questo pesce qui l'hanno nominato a pesce, le poisson, d'accord? E le fiumi di un continente, pesci ce n'è parecchie razze. Dunque, voilà è più complicato, ma quindi noi era a pesce, qui in montagna, anguilla non ce n'era mica, non c'era che truite, dunque si dice a pesce.